L'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto e il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato, secondo la procura, sapevano già 2 anni prima del crollo della grave situazione di pericolo, tanto che avevano messo per iscritto anche un'ordinanza di messa in sicurezza, ma senza preoccuparsi che venisse rispettata. Adesso per loro e per i 3 proprietari di un immobile adiacente a un costone al Via della Vittoria, il cui crollo provocò l'evacuazione di oltre 60 famiglie residenti nei palazzi Crea e di diverse attività commerciali e studi professionali, si avvicina il momento del processo. Il pubblico ministero Andrea Maggioni, titolare dell'inchiesta, ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 5 gli indagati, che diventano quindi imputati. L'udienza preliminare è stata già fissata ed è in programma il 27 marzo davanti al giudice Alfonso Malato. Sotto processo andranno oltre a Zambuto, che nel frattempo si è trasferito a Verona dove fa l'insegnante, e a Principato, attuale dirigente del sesto settore del comune di Agrigento, i 3 proprietari di un immobile adiacente ai palazzi, le cui condizioni precarie avrebbero provocato il crollo del costone. Si tratta di Maria Isabella Sollano, 75 anni, e dei figli Valentino Oreste e Carmina, 49 e 46 anni. I proprietari delle 60 abitazioni evacuate potranno chiedere di costituirsi parte civile. La situazione, peraltro, a distanza di 3 anni da quel 5 marzo del 2014, quando la frana colpì al cuore della città, è rimasta pressoché inalterata. La viabilità stradale è tornata alla normalità, ma le case restano inaccessibili. L'ipotesi di reato formulata dal PM Andrea Maggioni è di disastro colposo. Ai proprietari viene contestato in particolare di non aver adempiuto ad un'ordinanza emessa il 5 aprile del 2011 dallo stesso Zambuto, che imponeva loro di eseguire delle opere di manutenzione consistenti nella regimazione delle acque, che doveva servire a eliminare il pericolo.